giocatore da 14,5 di media stagionale. 5-0 Brindisi dopo 2,5 nel corso del pomeriggio qui al Pala Pentasuglia. Risponde David Logan con i suoi primi 2 punti. Pinkins, extra possesso per Scafati, sbagliato anche questo, ancora secondo pallone recuperato da Stone per Logan. Il nativo di Castellammare, palla passeggia sul ferro, poi esce. Scafati per allungare dalla parte opposta, Logan alla Logan, snap back, 2 su 2 da 3 consecutivi per il tiro in sospensione dall'angolo, un cross per lui, Bowman nell'angolo per Risma che è un buon tiratore, va in 1 contro 1, poi si ferma, tiro in sospensione Jonas Risma. Jankos è consegnato per ancora Stone, c'è Risma su di lui, 4 secondi per andare al tiro, ci va, e bene anche Julian Stone, ha poco più di 2 minuti per andare all'intervallo, quindi Logan si alza da 3, non sbaglia David Logan, ancora in attacco con Reed a guardare negli occhi Stone, esce Logan, Jankos si gira, si alza Logan da 3, non perdona David Logan, nell'angolo c'è Okoye che vorrebbe pallone, poi Logan va fino in fondo, alza il cameriere, sbaglia, ma arriva una schiacciata da parte della rimessa per Julian Stone, 4.3 per andare al tiro per gli ospiti qui al Pala Pentasuglia. Il blocco di Thompson per Rossato dalla parte opposta, arriva Pinkins, si addormenta e tu. 3 su 7 da 3 per Kai Bowman, poi sbaglia il pallone Logan, non lo raccoglie Pinkins, parte Risma in contropiede, lo scarico per Etu che si alza da 3, consegna per Reed, Perkins prova a cercare spazio ma difende bene Thompson su di lui, poi Reed si fa soffiare il pallone e dalla parte opposta Logan. Il più 9 per Scafati, ci stiamo avvicinando ai secondi 5 del quarto, poi il sottomano dalla parte opposta da parte di Kai Bowman. Logan non riesce a liberarsi del pallone, poi il taglio per il canestro di Butiancos e fallo di Perkins. Si lotta al rimbalzo, riconquista Logan che può portare avanti il pallone sulla pressione brindisina, non riesce a superare la metà campo, gli soffia la palla Bornel che segna, non è ancora finita. Per una delle ultime azioni del match, Mascolo si ferma per Risma che segna e prende il fallo. La Pentasuglia si starà adesso chiedendo più volte il perché la squadra brindisi. Bowman sbaglia il secondo, il pallone conquistato da Mascolo che tira subito da 3, Mascolo sbaglia, finisce 7-5, 7-1, vince la formazione.